Rieccoci, primo si interpares, appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7, e come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, lo ricordo ogni volta perché ovviamente ci facciamo un po' di pubblicità. Stavamo parlando, abbiamo ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani che ogni 3 settimane viene a trovarci e ovviamente stiamo facendo un resoconto di 2 anni del suo operato da quando è diventato sindaco. Stavamo parlando dell'ospedale, quindi durante la pubblicità tra l'altro mi diceva che la regione, se vuole dirlo lei sindaco, ha tempo 3 anni per iniziare i lavori, altrimenti è un problema contratto, se non devo ristrutturare, ma sono convinto che iniziano non ho ombra di dubbio. Quindi pensiamo, poi invece un ragionamento che non era nella scaletta, però io faccio, nelle natività, a Padova è una città come tutta Italia, giustamente ha detto lei, però è una città vecchia, dovrebbero nascere per avere un cambio regolare 2 bambini,2 ogni donna, invece i dati che abbiamo raccolto ne nascono 1,2 ogni donna, praticamente in ritardo di un bambino. Ecco, in virtù di questo, il Comune ha mai pensato di fare qualcosa, di dare, non so, creare asili nido, creare qualcosa per le mamme per poter avere figli e creare una nuova generazione? Insomma. È una risposta un po' complicata che va dal lavoro per le donne, assistenza, vuol dire asili. Penso che sia una condizione di lavoro che oggi creano difficoltà e creano condizioni economiche che rendono difficile questa situazione. Cioè è costretto a lavorare sia marito che moglie e di conseguenza c'è poco tempo per la famiglia o c'è poche risorse economiche. L'amministrazione comunale fa fatica, può fare asili, può però incrementare. Ci sono già, danno dei contributi alle mamme. Contributi a livello nazionale ci sono a livello nazionale perché questa cosa questo calo c'è a livello nazionale, che sono più morti che nati purtroppo. Non solo Padova sta invecchiando, è una nostra preoccupazione, stiamo investendo anche molti soldi sotto questo aspetto, molte risorse economiche per gli anziani perché Padova sta invecchiando. Ma cosa si può fare, sindaco, in virtù di poter fare che ci sia la volontà di avere più figli? È vero tutto quello che ha detto, ma c'è una medicina per poter far sì che le famiglie appunto abbiano la possibilità di avere più figli? Bisogna avere risorse economiche superiori alla famiglia, deve avere tranquillità sul futuro, deve avere forse tranquillità nel futuro a quello che può accadere, perché mettere al mondo bambini sapendo che c'è qualche piccolo problema di incertezza, forse tanto. Eppure una volta i nostri ce ne avevano 10, 13, tutto. E lì non è che andavano bene le cose economicamente, perché è vero certe famiglie pativano la fame, dunque, però i bambini nascevano ugualmente, c'era meno paura, forse non so, non è che una volta ci fosse lavoro... Avere figli costa molto, sono cambiate le condizioni sociali e economiche, costa molto, per conseguenza i genitori stanno molto attenti in questo senso. Una volta bastava molto meno, insomma. Esattamente, è cambiato un po'. Va bene, allora abbiamo ragionato su questo, ora andiamo invece a un'altra cosa che purtroppo è nata una discussione per via delle che hanno interpretato male i giornalisti, secondo lei, o si è spiegato male? No, mi sono spiegato male io. Si è spiegato male, andiamo a vedere questo servizio sulle viabilità. Sulla viabilità e sui parcheggi la Giunta Giordani fa un passo indietro e congela fino a gennaio tutte le rivoluzioni finora annunciate, dalla nuova ZTL alla chiusura di Piazzale Boschetti, dalla pedonalizzazione di Via Dante al destino della ex caserma Prandina. È questa la decisione presa nell'incontro con le categorie economiche Ascom, Appe e Confesercenti, cui hanno partecipato anche il vice sindaco e gli assessori con delega al commercio e ai lavori pubblici. Assente invece l'associazione Commercianti Centro, capace di mobilitare oltre 250 persone, tra commercianti e residenti contrari alle modifiche apportate lungo Corso Milano e a quelle annunciate per Via Dante, tanto più che in fatto di mobilità e parcheggi, argomento all'ordine del giorno, anche questa associazione ha da dire la propria, in rappresentanza dei numerosi commercianti associati. Durante il momento di confronto sono stati analizzati i problemi della città in generale e da parte dell'amministrazione c'è stato un mea culpa per il metodo, decidendo di contro che ogni modifica futura sarà presa coinvolgendo ed informando le categorie, ma soprattutto su proposta di un gruppo di lavoro specializzato sul tema viabilità e parcheggi, che sarà costituito da un mobility manager, un tecnico che inizierà a lavorare nei prossimi mesi. Annuncio in sé che ha causato non poche polemiche. In molti ne hanno visto il commissariamento del vice sindaco, sfiducia prontamente smentita. Questo non è un buon servizio, ha aumentato la confusione.
Io stamattina ho incontrato anche l'ACC, con i residenti. Perché non è un buon servizio? Mi spiego. Cioè, ci sono degli piccoli errori di interpretazione. Allora, cominciamo all'inizio. Ho detto, e lo ripeto, che se c'è stato qualche errore sotto l'aspetto Corso Milano, mi rendo responsabile io, in quanto abbiamo accelerato quello che avevamo in mente di fare solo per risparmiare dei soldi, in quanto era appena stata asfaltata, e per cui proviamo, ripeto, in via sperimentale ancora, proviamo a fare 2 piste ciclabili e restringere la logica delle auto. Precisiamo una cosa ulteriore, non stiamo dicendo che non vogliamo le macchine che vanno in centro, cerchiamo di evitare che le automobili per attraversare Padova da un punto all'altro utilizzano il centro, perché sono 2 concetti molto diversi. Cerchiamo di non attraversare la città per non inquinare ulteriormente, cerchiamo di utilizzare mezzi pubblici, le biciclette, tutto quello che serve, ma non è che non vogliamo le auto in centro, anzi oggi abbiamo 300 e passa posti auto in più rispetto a prima, per cui c'è molta confusione su questa cosa e forse ho contribuito io. Ho contribuito io in che senso? Ma il servizio ha detto questo. Aspetta un attimo, io ho detto un'altra cosa, io ho parlato di un sogno, di un'idea. Mi piacerebbe, oltre a mettere mano a Corso Milano, pensare a Via Dante, ma nessuno ha mai parlato di chiudere Via Dante, anche stamattina lo ripeto. Mi piacerebbe la Piazza Insurrezione toglierla, mi piacerebbe pensare, Piazza Boschetti ad esempio è pronta a settembre per cominciare i lavori, però ho detto siamo in difficoltà con i parcheggi, la portiamo a gennaio per non perdere il Natale per i commercianti, per cui pensiamo ai commercianti. Poi c'è Garage Europa che stiamo trasformandolo a rotazione se possibile prendendo la gestione, e poi creare dei parcheggi, e stiamo lavorando sui parcheggi del PP1 e di IFIP, sono privati questi, sono terreni privati, stiamo cercando di convincere i proprietari di abbassare i metri cubi che devono fare e dare dei parcheggi per la comunità. Tutto questo è un sogno. Nessuno ha mai detto domani facciamo questo, è un sogno a 3 anni, 2 anni, 6 mesi, non lo so. Io so solo, ho detto, non abbiamo fermato niente, non ho commissariato Lorenzoni, nessuno ha mai parlato mobility manager, gli è piaciuto il titolo, è piaciuto ai giornalisti. Ho solo detto, attenzione, stiamo assumendo un esperto che ha competenze in questo. Beh, è la stessa cosa però. No, ma una figura politica e un tecnico, stiamo parlando di 2 mondi diversi. Nel senso di dire prendo una... No. Posso, ma forse capisco male anch'io. No, ho detto anche, facciamo un gruppo di lavoro in cui c'è anche l'apporto di questa persona e faremo un piano della parcheggi di viabilità che comincerà a settembre, probabilmente fino a novembre-dicembre. Punto. Ho solo detto questo. Probabilmente l'ho fatto con un po' di veemenza, ho parlato solo io, non ha parlato gli assessori, il vice sindaco, per tutti quanti ha detto fa tutto lui. Non è vero, io ribadisco una cosa, io faccio il sindaco e per cui parlo di quello che penso, di quello che voglio. Parlo di mobilità, parlo di sport, parlo di sociale, parlo di verde, parlo di ambiente, ma non è che se parlo io ho esautorato qualche assessore, assolutamente. Prima mi sono ben messo d'accordo con tutti gli assessori e con Arturo Lorenzoni, punto. Per cui Arturo Lorenzoni è vice sindaco, delegato a mobilità, nessuno commissario, nessuno. Ho un rapporto sia umano che professionale splendido, però non ho nessun problema. Il tecnico l'avete preso oppure no? No, tecnico è una gara, sarà tra 2 o 3 mesi. Va bene, una gara. Ma perché gente va in pensione? Non ho detto, c'è gente che va in pensione, stiamo attuando il cambio. Avevo capito, quello non l'ho detto. Avevo capito che prendevate un tecnico per capire le esigenze della città della mobilità di Padova. Sì, ma che significa? Abbiamo detto anche Era per difendere i giornalisti che hanno fatto il servizio, mica... Sono dei piccoli errori, ma probabilmente è colpa mia, non mi sono espresso bene. Non ho detto c'è gente che va in pensione per cui dobbiamo sostituirla. Ma era un'altra cosa questa, Cosa? Cioè dire che sostituisce gente che va in pensione è una cosa, dire prendiamo uno che mi dà un contributo per la mobilità ne è un'altra. Ma è anche un discorso di correttezza in confronto di chi va in pensione, tanto per essere chiari.
Non posso dire Tizio va in pensione per cui prende un altro, non so certo. Però probabilmente si è generato una confusione, l'ho generata io, non sono uno abituato a fare politica, vado via istinto, parlo a ruota libera, non ho freni inibitori. Certo. Ma in virtù di tutto questo il chiarimento, adesso lei ha spiegato quello che voglio dire, non è, primo, Corso Milano è sperimentale. Ho fatto un piccolo, faccio tanti errori a fare. Cioè, però, io ho parlato, sono andato dopo in bicicletta con l'assessore Michalizzi, ho fatto il pista andando a tornare, mi sono fermato a parlare con i negozianti, con i residenti. Non posso accettare che con un mica prima parcheggiavo in terza fila, a me andava bene così. A me no, tanto per essere chiaro, non mi va bene che parcheggi in terza fila. Adesso apro la porta, è pericoloso, arriva la bicicletta. Devi guardare prima di aprire la porta della macchina, non c'è. Per cui bisogna abituarsi, come sempre, un po' di calma. Se dopo abbiamo sbagliato 3, 4, 5 mesi, non ho problemi a dire abbiamo sbagliato. Senta, andiamo con ordine. Fra quanto sarà finito? Perché io sono passato proprio ieri in Corso Milano, ci sono ancora le piante, lavori da fare. No. La pista per esempio vicino alla gelateria romana non è ancora non è una pista, è una piazzetta. No, quella vicino che passa la pista. È finita stamattina, sono passato e stamattina perché ieri non era finita. O quantomeno, mi scusi, non c'erano i segni bianchi del... No, questo è stato già tolto. Sì, quello è tolto, tutto giusto, però... manca da definire la piazzetta, che stamattina con l'assessore Bessa e l'assessore Michalizzi sono incontrati con i negozianti, con la gelateria, con Cartet, e stanno facendo un progetto di arredo in comune, per cui positivo che anche i negozianti intervengono in questo. Io sono convinto che la cosa funzioni, però ripeto, se abbiamo sbagliato qualcosa... No, ci vuole un po' di tempo. Già, io sono passato stamattina. Ecco, quei pali lì in mezzo, quei pali lì vengono tolti, quali? Sindaco, adesso è andata via l'immagine, questi qui, quelli qui per esempio... Uno sì, uno no. Uno sì, uno no. Uno sì, uno no. Io ho visto quello a destra sì, quello a sinistra no. Qualche tombino che è un po' pericoloso. Abbiamo sistemati. Dopo, aggiustamenti, sono 4 uscite di veicoli sulla parte sinistra andando verso il centro Padova, in cui hanno chiesto i residenti più visibilità. Hanno ragione, abbiamo arretrato un po' su auto. E quando verrà messa la sicurezza, la pista? È già in sicurezza. No, mi diceva che verranno messe anche... Stanno già facendo oggi... come si chiama, come quello davanti alle greche? Le greche. Sì, sono già mancano le piante, che penso tra oggi e domani per abbellire le piante. Tanto amate da lei? Sì, mi piacciono molto le piante, non so, piante e verranno messe. No, siccome non ho visto niente in sicurezza finora, perlomeno fino a ieri. No, forse non vede bene lei. Sono passato ieri. No, forse non è distratto. Prova a passare oggi. Oggi guardi, poi ripasso, voglio proprio, magari sicuramente no, sono passato stamattina a 9:58. E quindi hanno già messo le greche? Sì, sono già, tutto, è pressoché quasi tutto fatto, manca la piazzetta del... Cioè, mi scusi, le greche come davanti Corso Milano intende quelle lei? Greche intendo, le greche... Sì, quelle che sono nella curva dell'Hotel Milano, insomma, più o meno, no? Eccole no, queste sono le greche. Queste, ecco. Io le ho viste solo lì, dire la verità, ieri. Lei è distratto, ci vede poco? Sicuramente non le dico di no, non le ho viste, chiedo... Sì, no, queste le ho viste. Mancano davanti alla piazzetta, bisogna sistemare. Ma queste vanno in tutto, mi scusi se non ho capito, vanno in tutto il tragitto queste? Certamente, o piante o quelle. O piante o quelle lì, va bene, allora staremo... No, perché secondo me viene fuori anche sotto l'aspetto proprio ambientale, è bello da vedere. Adesso vediamo, abbiamo aumentato i tempi del semaforo, stiamo facendo piccoli accorgimenti. State studiando però ogni tanto escono titoli sui giornali. Basta, fatto una via sola. Questo non funziona, ho capito. L'ideale a Padova, ma penso in tutte le città, è non fare nulla. È l'ideale. Uno non fa nulla, e l'uno non fa nulla, non sbaglia nulla. Ma questo non lo accetterò mai. No, perfetto, no. In effetti io credo che sia nel ragionamento sbaglio, credo che sia poi una questione di abitudine, basta poi un po' alla volta, certo. Dobbiamo solo capire che la città va protetta, città va protetta, anche stamattina con la CC, parlavano di via Dante, ho detto, nessuna intenzione di chiudere, sarà fatto un discorso di un gruppo di lavoro e ragioneremo insieme a cosa fare, anche in via Dante, Piazza Insurrezione. Cerchiamo di abbellirla. Arturo Lorenzoni ha detto, mettiamo delle piante, Bressa ha detto, facciamo un'innovazione migliore, cerchiamo di migliorarla in collaborazione con le associazioni.
l'esempio l'ha dato in una delle puntate all'inizio del suo mandato da sindaco, quando ha detto via Roma, quando l'hanno chiusa si sono arrabbiati tutti, ora prova a riaprirla, le macchine si arrabbiano tutti di nuovo, è una questione di tempo ovviamente, però nel frattempo è giusto parlarne per come capire... si fa a pensare a Piazza Insurrezione, una piazza stupenda a vedere piena di macchine, però devo pensare anche all'aspetto economico, perché incassiamo un sacco di soldi come comune, per cui devo trovare prima un'alternativa economica, secondo un'alternativa perché noi non vogliamo che la gente desertificare il centro storico, vogliamo che sia piena di gente e dobbiamo riuscirci attraverso i parcheggi, attraverso il tram, attraverso gli autobus, attraverso tutte le biciclette, bike sharing, sta avendo un successo incredibile, bike sharing, abbiamo portato ulteriormente 200 biciclette. Io sono abbastanza contento di quello che stiamo facendo, certo possiamo migliorare sempre, questo è chiaro. Va bene, allora ritorniamo. Allora abbiamo detto, abbiamo parlato dell'ospedale, abbiamo parlato di Piazzale Boschetti che inizieranno i lavori dopo Natale, giustamente per poter permettere ai visitatori di Padova e ai commercianti di lavorare, di trovare i parcheggi per i clienti che vorranno ovviamente parcheggiare. Il centro congressi fra un anno dovrebbe essere pronto, giusto? Quello che mi è piaciuto è il servizio che ho fatto retromarcia. Non ho fatto retromarcia niente. Non ho fatto retromarcia niente. Continuo a dire le solite cose. Ma se prendiamo le interviste vecchie, sto dicendo sempre le solite cose, non cambio niente, ho fatto retromarcia, ho commissariato Lorenzoni, ho sbagliato qua, io mio. No, ma siamo naturalmente nel ragionamento, nel dire ho preso un tecnico, il primo pensiero che uno viene è questo, magari l'espressione o il giornalista ha preso male, uno dà questo pensiero. Oh, vuoi vedere che adesso ha fatto fuori Lorenzoni, ha preso un tecnico, se non è spiegato bene, però poi come si può pensare che un tecnico sostituisca un vice sindaco? No, ho capito, è incredibile. Però al momento uno può anche intraprendere. Qualcuno ha sbagliato. Io non sono, probabilmente l'errore è mio. Non sto dicendo. No, ma è stato chiarito, mi sembra sia stato chiarito. Chiarissimo. Difatti si è arrabbiato con i giornalisti per questo, vedi che l'ho visto amareggiato. Sono amareggiato perché ho detto, scusate, perché dite questo che ho commissariato? Beh, non è vero, proprio non è vero. È pieno accordo, era presente in conferenza stampa, c'erano gli assessori. Se fossi commissariato non sarebbe... Ma poi neanche mi sogno con questo termine. Certo. Io so che abbiamo... siamo stati... Va bene. Invece vede che in televisione quello che dice si capisce, l'ha detto e quindi c'è una testimonianza. Io tengo a questo, gli assessori e il vice sindaco, io ritengo che questo gruppo lavori bene e ci tengo a conservarlo. Non ho nessuna intenzione di cambiarlo, perché mi trovo bene e lavoro bene con loro, punto. E questo vale per i prossimi 3 anni. E io difendo i giornalisti, posso, visto che sono... Ma anch'io difendo i giornalisti, sono anche amico dei giornalisti, non ho mica problemi. Probabilmente quando mi esprimo male, quando non sono capace di esprimermi, probabilmente travisano quello che ho detto, per carità. Io dico sempre fatemi vedere prima l'articolo dopo pubblicato, però questo non riesco ancora a convincere a fare. Anche quando ero al calcio palo dicevo questo, non sono mai riuscito. È un po' difficile. Va bene, scherzo, andiamo, va bene, certo sì, facciamo anche qualche battuta, però qui sa qualche battuta poi è presa, sa perché c'è qualcuno, parlavamo anche prima con la sua assistente, qualcuno dice che faccio una trasmissione soft con lei perché siamo amici. E qualcuno dice il contrario. Esatto, qualcun altro dice il contrario, è difficile poi capire dove sta la verità oppure la gente è quello che pensa, però noi andremo avanti per la nostra strada, l'importante è essere onesti con se stessi e questo sicuramente lo siamo. A tra poco.